I nomi sono quelli che abbiamo anticipato nel telegiornale di venerdì e per la prima volta dall'entrata in vigore della legge Del Rio, che ha cancellato l'elezione diretta delle province, gli schieramenti in campo saranno 2. Ci sono voluti 6 anni di rodaggio per comprendere che l'ente non è una scatola vuota e oggi, a poche settimane dal voto per il rinnovo del Consiglio provinciale di Belluno, sono partite le prime bordate. A lanciarle il centrodestra, che scende in campo con la lista Progetto Domani. Ci siamo accorti che comunque assume un ruolo politico, siede sui tavoli delle decisioni che contano e quindi è giusto che la politica torni a dare il suo contributo all'azione del Presidente della provincia. Luca De Carlo, parlamentare di Fratelli d'Italia, mette subito le cose in chiaro. No a fughe in avanti, auspichiamo un cambio di marcia, dice, parlando già di alternanza come valore aggiunto. Lo affianca il candidato Dario Scopelle, sindaco di Seren del Grappa, che spiega come per il rilancio del territorio bisogna cambiare passo. Nella lista Progetto Comune Belluno 2030 ci sono i nomi di peso dei primi cittadini di Feltre, Perenzin, di Ponte nelle Alpi, Vendramini. Fra i 10 candidati l'unico a rischio decadenza perché a fine mandato il sindaco di San Vito Franco De Bon. A livello di territori il Feltrino è rappresentato da 7 candidati, 4 a testa per Cadore e Valbelluna, 2 per la Val di Zoldo, 2 per l'Agordino e 1 per l'Alpago. Dal punto di vista della territorialità, chiaramente la lista unitaria avrebbe garantito la presenza, penso, distribuita su tutto il territorio provinciale. E qual è il suo auspicio per il prossimo Consiglio provinciale? Che si possa lavorare uniti, tutti insieme, con degli obiettivi chiari e precisi. Si vota domenica 16 febbraio, lo spoglio il giorno successivo a partire dalle 9.